domenica 9, avete visto siamo in giro a piedi, stiamo andando su a Rifugio Venezia, ma in realtà la mia meta sarebbe un'altra. Devo vedere in che condizioni arrivo su e poi si decide cosa fare. Sembra così vicina con la montagna, ma distante. Proseguiamo questa passeggiatina domenicale, visto che è tutto sereno il cielo. Bisogna approfittare di queste domeniche che sono veramente rare e fa caldo, bello. Io vorrei andare lì. Ragazzi, siamo qui, che è la zona, diciamo, più paludosa. Che qua si cammina ancora abbastanza bene, ma da qua sopra inizierà il fango. Eccolo il fango. No, di là è tutta palude di qua. Sì, fammi vedere qua. Là, qua. Qua. Ok, abbiamo superato il pezzo peggiore e questo è quello che ci troviamo davanti. Il pelmo, Franz che parla da solo e ecco, parla da solo. E lì Rifugio Venezia. Io ho messo anche la crema per il sole, ma sono rossissima. Sono bordeaux praticamente in faccia. Risaltano gli occhi. Ma sono bordeaux veramente? Cacchio! Mamma mia che rossa, che separa il collo bianco. No, è ridicolo. Però è abbronzatura mista rossore. E quindi sembra che io abbia fatto una lampada e sia uscita rossa rossissima scottata. Però non ho avuto la faccia al sole fino ad adesso, per cui è tutto caldo. Sono accaldatissima. Ok, adesso... Allora, abbiamo passato il pezzo di palude. Ma secondo me il tratto peggiore è questo. Perché è qui che c'è tanto fango. Perché c'è il pascolo. Allora, noi siamo dove vedete quel puntino blu che lampeggia ogni tanto. Ok, noi siamo lì e vorremmo andare esattamente qua sopra, Monte Penna. Ok, quest'app poi vi dico qual è perché è bellissima, vedete tutti i sentieri, vedete tutto dall'alto com'è, non credo sia in tempo reale, comunque è ottima e vi dice tutti i nomi delle montagne, tutti. E di là c'è Rifugio Venezia, solo che aspettate, sono andata troppo di là perché il pelmo è qua, ecco, che non è proprio corretto perché se io mi giro così sono così, dai, ecco, più o meno così. Vedete Rifugio Venezia e qui davanti a me c'è il pelmo. Vi faccio vedere un'altra cosa. Questo che cos'è? Ah, Rifugio Alba Maria De Luca, ma non è lì. Così dovrebbe essere. Comunque, vediamo se le montagne coincidono. No. Sì, dai, più o meno. Che bisogna centrare. Ecco, più o meno, ragazzi. Non coincidono proprio benissimo. Così. Comunque noi proseguiamo verso quella. Guardate che meraviglia, il pelmo, la valle, bello. Rifugio Venezia, noi siamo arrivati da quei pascoli. E questo è il tratto più complicato, perché tutto sotto il sole c'è un signore
abbastanza anziano, ma va su come una scheggia e mi ha raccontato che va a cercare l'arnica perché fa l'infuso d'arnica e niente, va su a vedere perché di solito c'è. E ci sono dei nuvoloni un po' bruttini, ma insomma speriamo bene, dai. E anche fino a qua ci siamo arrivati. Manca poco perché non manca tantissimo, quindi dobbiamo raggiungere l'obiettivo. 5-6 ore più o meno. No, 5-6 ore col cavolo. Sono 2 ore e mezza che camminiamo, in realtà l'orologio tiene conto anche di tutte le pause, quindi saranno 2 ore e 10, mettiamo, 2 ore e 10 più o meno che camminiamo. E abbiamo fatto quasi 5 chilometri e i miei battiti sono sempre alti. Va bene, anche da ferma continuano a essere alti. Sarà l'altitudine. Boh. Siamo a 2000 metri, 2000 qualcosa, che la cima è 2100 qualcosa, quindi tutto è qualcosa, non c'è niente di preciso nella mia vita. Continuo. Arrivati, questo è il panorama, a parte loro che barontolano dietro, è il vecchietto Franz. Guardate che meraviglia, siamo arrivati in cima. Io non sapevo se ce l'avrei fatta sinceramente, ma ce l'ho fatta. Che bello, bellissimo, bellissimo, consigliatissimo questo posto, anche perché c'è pochissima gente che viene qua. Devo documentare che sono qua su, se no. Ci sono le stelle alpine, ve le faccio vedere. Eccole lì, le stelle alpine. E anche qui. Eccole là. Però ancora una buona gamba perché è venuto su. Ho sempre fatto sport. Noi siamo venuti su come i via numero 5, quello che parte di via Palazzo, davanti là. Ad esempio là, dov'è? Diames è tosta. È tosta, Anche perché E questo è l'unico sentiero che viene qua su. E poi dovremo tornare indietro di là. Bello ragazzi. Il GPS dell'orologio segna 2190 metri, non 196, comunque. Siamo lì, dai. Bello. Ringo, chiaro, scuro. Abbronzatura. Barbara che roba. Io sono bianca uguale ovunque. Ho cercato di dare una pulita alle gambe perché erano piene di fango e ho rimesso la crema, protezione 50 per i bambini. Sì, il fango che ha lui. Ce n'è fango. Ma non tanto per andare a Rifugio Venezia, quanto a venire in qua, per venire qua su. Comunque vale la pena questo sentiero. Sono 5 km e non mi ricordo fino a qua. 6 km saranno. Sì, ma non sono 6 km. Da Malga Ciauta. A Malga Ciauta è bello perché qua si vede proprio il pascolo di Malga Ciauta, si vede il pascolo di Pian Palù, che si chiama Pian de la Palù in realtà, e si vede tutto da qua. E da casa ho sempre visto sta montagna e non ci sono mai venuta su fino ad oggi, perché bisogna beccare la giornata abbastanza bella, perché se qui piove sei fregato, è bruttissimo. Bene, noi proseguiamo il nostro pranzo alle 11 di mattina. Mi andrebbe una Coca-Cola. Io una cioccolata calda. Una bella Coca-Cola.
I miei dopo andranno a mangiare oggi, andranno a mangiare lì a Rifugio Talamini e da qui si vede. Bellissimo. Dai, mangio ancora qualcosa. Oh, guardate chi c'è qua. Una petta. Ehi, ciao. Ma non ti metti a fuoco, puzzicona. Ciao. Una farfalla. Dove? Ah beh, ma qua su sì. Pieno. Ma la mia petta amica qua. Ehi. Dove stai andando? Ah, ma mi volete proprio bene allora? Ma ce n'era un'altra. Ehi. E puoi andare un po' più in là? No, Ehi. Cioè, questi qua non mi fanno paura, sono altri che mi fanno le vespe, vabbè. Ecco, adesso è sul telefono, sappiate che è sul telefono, sulla fotocamera frontale. Ha detto che mi vuole molto bene, che bei pelacchi che hai, sei tutta pelocchiosa. Oh, che carina. Ho scritto, qua si sta decisamente annuvolando la situazione, il signore qua, il vecchietto se n'è andato. E gli altri anche sono partiti, sì. Anche gli altri due che c'erano sono partiti. E saremmo dovuti essere qua su un po' prima, però alla fine è andata bene. E non posso neanche far volare il drone perché c'è troppo vento. Ahimè. Sarebbe venuta una roba bellissima, ma pazienza, non mi fido. Va bene. Adesso... Ci aspetta la discesa. Che sarà bella tosta. Questa sarà qua. Non netto. Non netto. Con le artrose avanzate, ce la facciamo anche noi. Io ho l'artrosi ma è da giovane. Io ho quasi 80 anni. 80 anni a fare... Super di qua. Io infatti vi ho detto che ha una buona gamba. Dai, perché faccio sport. Fortuna. Ah, si è incastrato. Incastrato. Senti che freddo. Ho chiuso tutto. Spazzature in giro, le lasciate? No. Ciao! Ma no, io volevo solo farvi un video. Corrente. Comunque l'una, forse quasi le 2. Siamo stati a Rifugio Venezia, io mi sono bevuta una Coca-Cola, Franz una Fanta, ci hanno fatto una sete che sul momento sono buone da bere, sono frizzanti, sono fredde, sono buone, sembra che dissetino, ti insetti, poi in realtà hai più sete di prima perché lo zucchero ti frega. Siamo sui pascoli qui, che quest'anno non c'è nessuno che pascola. Non abbiamo fatto tanto, 10 km, ma io sono sfinita, cioè saranno 11 tra un po'. No, cioè non abbiamo fatto tanto, ma per me è tanto, davvero tanto. Ho paura di quanto starò male nei prossimi giorni. This is as good a day as any to start the